Sono morto da 5 minuti e non è che c'avevo sta fretta, c'avrei voglia di una sigaretta, ma chiedere troppo ai miei sensi ormai muti. Da 5 minuti sono morto da circa mezz'ora e ricordo quando ero bambino e ricordo le estati, le liti furiose, i cazzotti e il caffè con la panna. Ricordo Susanna nuda. Sono morto da circa 2 giorni e qualcuno mi porta già in spalla tra gli amici e i serpenti e i nemici e i parenti e qualcuno a parlare di pallone o di I brani li scrivo io, quindi se facciamo un discorso a livello testuale, io non riesco a scrivere a tavolino, cioè non è una cosa che ti prende, poi escono queste cose perché escono da un momento di nervosismo, di pazzia quotidiana. L'ironia per me alla fine strofa, la metrica, il finale della metrica e il finale del senso e il finale della cadenza quinto primo, per esempio, è una cosa importante nella sintesi della percezione che l'ascoltatore ha delle prossime. Sono morto da circa 20 anni e ci avrei voglia di fare all'amore. Sono morto da circa 20 anni, 6 mesi, 3 giorni e 22 ore senza fare all'amore. Il problema è che il mondo discografico in Italia è abbastanza chiuso e passa attraverso canali che sono canali grossissimi, per cui bisogna avere o fare un ottimo prodotto, un'ottima canzone, oppure bisogna passare attraverso dei canali grossi come la televisione e la radio. Cerchiamo di far booking, ma dobbiamo pensare anche alla sostenibilità economica anche del far booking, cioè di andare a suonare a Viterbo, di spostarsi a Trieste. Siamo in 6, siamo a Palermo, c'è la Salerno-Reggio Calabria, c'è la Calabria, che è un'esperienza mistica. Sono morto da 120 anni e nessuno più parla di me. Sono morto da 120 anni, ma è come se fosse da 5 minuti, solo 5.